di intolleranza, di insopportabilità, di insofferenza e la carica di ostilità reciproca. Problema gigantesco. La dico, e scusate della banalizzazione, è che siamo diventati tutti più cattivi, o cosa c'è sotto che ha covato e a un certo punto è esploso sotto i nostri piedi. Guarda, è un problema serio questo, serio, molto serio, perché naturalmente questo non suona giustificazione di nulla, ci mancherebbe altro, ci teniamo tra di noi, ma è per dire che le nostre società, che sembravano aver raggiunto un punto elevato di civiltà di rapporti, di disponibilità reciproca, è come se improvvisamente fosse tornato indietro. Non saprei nemmeno dire quando e dove, ecco. Quando indietro e dove indietro. Sono uno di quelli che pensa che questo sia un portato della crisi in generale. Se va vista da una parte della storia dell'umanità, una crisi economica, sociale, con caratteri così profondi che abbia avuto un esito, un'uscita a sinistra, cioè un'uscita diciamo in senso progressista e avanzato, si è ancora visto. Magari ci riusciamo questa volta, non è detto. E tuttavia deve prendere atto di questa cosa, deve prendere atto cioè del fatto che c'è un lavoro di ricostruzione di rapporti sociali, di rapporti civili, di rapporti umani, di rapporti politici, che va ripreso con tutta la forza, la determinazione, la pazienza di cui siamo necessari, di cui abbiamo disponibilità, e che però sta diventando un problema estremamente serio, perché poi in questa società così incattivita maturano nuove generazioni, come dire, imparano, apprendono dentro un sistema di relazioni fatto così, e se non c'è, come dire, una polarità che metta in luce un altro modo di relazionarsi, un altro modo di rapportarsi, questa è una distorsione profonda destinata a durare nel tempo. Questo a me pare il problema. Poi naturalmente si possono aggiungere cose, dati, ci mancherebbe altro, che sto scusando preventivamente rispetto a questo fatto, ma non possiamo non essere colpiti da questa cosa, soprattutto venendo, come è la ragione, come dice un primo sguardo tra di noi, come era nell'esperienza di parecchie generazioni che hanno avuto la fortuna di crescere, di imparare le relazioni col mondo dei famosi e mitici 40 anni migliori della nostra vita. Poi perché abbiamo scoperto che erano i 40 anni migliori della vita di tutti, tanto per cominciare, o perlomeno di tanti, ecco. Secondo, abbiamo imparato che i diritti non sono dati una volta per tutte, sono un terreno permanente di scontro, sono storici. Quando hai vinto ce li hai, quando hai perso non ce li hai. Non lo so. E se per caso capita che hai perso, rimontare quella fila diventa un lavoro complicato. Io penso che le iniziative come quella di oggi siano straordinarie e preziose, spero che si trovi il modo di pubblicare gli atti, auspico che pubblicando gli atti il lavoro di iceberg che ogni relazione ha messo in luce, cioè un sottostante tessuto di informazioni, dati, ulteriori riferimenti, possa essere anche pubblicato,
perché io credo la ricostruzione di queste cose sia determinante. Anche perché, vedete, noi abbiamo un problema. Noi abbiamo imparato, lo dicevo un attimo fa, che i diritti sono storici. Lo stiamo imparando sulla nostra pelle. Sono storici della loro definizione, sono storici dei loro confini, sono storici della loro esigibilità, appunto, come dire, talvolta sì, talvolta no. Qui i diritti acquisiti non ci sono. Non ci sono. I diritti sono esattamente il campo di battaglia. Chiaro? Più chiaro di così si muore. Ma c'è un secondo problema, che spesso usiamo categorie che rivelano fragilità. Leggendo molte cose e preparandomi per questo nostro convegno, sono andato a riprendere una serie di questioni che riguardano i temi dei diritti umani, le guerre, i tribunali internazionali. È una trama fragile, non consolidata, usata per coprire le convenienze più episodiche, chiamiamole così, sono politicamente ipercorretto, chiamiamole episodiche. Anche questo è un bel problema. Vuol dire che è ancora più complicato il lavoro per solidificare questo terreno. Ma a me non piace la retorica dei nostri figli, dei nostri ragazzi, non si capisce. Certe volte Woody Allen dice delle cose intelligenti che servono. In fin dei conti, c'è una battuta sua ricchissima, che dice in fin dei conti i posteri per me cosa hanno fatto. Cosa noi dobbiamo rendere solidi i diritti innanzitutto per noi. Noi vuol dire queste comunità che sono venute costruendosi in vicende terribili come quelle di due guerre mondiali in un secolo e che hanno avuto, perché ormai hanno avuto la testimonianza diretta di cosa ha voluto dire. Noi dobbiamo lavorare a partire dall'oggi, perché questa cosa che si rinvia al futuro, anche se è un problema. Naturalmente lo facciamo per i nostri figli, ma fa da sé, non è per passare dalla ideologia dei buoni sentimenti alla necessità delle pratiche oggettive. Mi verrebbe da dire, se non rappresentassi un'associazione che non può certo essere un partito, delle pratiche politiche e delle politiche pubbliche che poi occorre affermare per fare questa operazione di consolidamento. Questo mi pare il vero tema che abbiamo, diciamo, gli obiettivi generali che abbiamo di fronte. Sapendo andare a cercare poi che cosa? Che non se ne viene fuori né con la retorica dei buoni sentimenti, né l'ironismo del diverso è bello, diverso è problematico. E se io raccontassi a mio figlio, ormai è grandino per raccontargli le cose, se io raccontassi a mia nipote che una cosa diversa è bella perché è diversa, mia nipote mi guarderebbe un po' perplessa. Diverso dobbiamo sapere che è problematico, ma problematico vuol dire che l'ho riconosciuto nella sua unicità, nella sua originalità, perché se io innanzitutto non lo riconosco nella sua originalità, ma come faccio a relazionarmi positivamente? Anche perché se non c'è quello, non c'è quell'elemento del piano di parità sul quale costruire la relazione. Noi non ci siamo tanto su sta roba, C'è un problema anche di un salto culturale su questa vicenda.
penso questo almeno, ma fa parte del campo della ricerca. E se non ci fosse questo campo che è aperto, non ci sarebbe lo spazio per la politica, ma se non c'è lo spazio per la politica c'è solo lo spazio per il contratto e c'è solo la legge del più forte. Dunque guardate che stiamo parlando dei fondamenti di un qualsivoglia sistema democratico. Di questo stiamo parlando, non di un'altra cosa, esattamente di questo. E dobbiamo anche dirci che tutti questi sono frutti della modernità, non dell'arretratezza. Poi ci sono gli stereotipi che sono più antichi, perché lo stereotipo nei confronti dei Rom è più antico della modernità, lo stereotipo nei confronti degli ebrei è più antico della modernità, affondano le loro radici altrove. Tuttavia, quando esplodono queste cose? Esplodono con l'epoca dei nazionalismi. Prima o poi presenterò una mozione da qualche parte per abrogare il termine sovranismo e sostituirlo col termine nazionalismo. Prima o poi, perché non ne posso più dell'uso a casaccio delle parole e considero che si usi sovranismo a casaccio. Perché ci sono delle parole che in molti ambienti non vanno a utilizzare. Chiamarle cose con loro nome. Si chiama nazionalismo, è un fenomeno storico, culturale, intellettuale degno del massimo rispetto e della massima attenzione, anche perché è pericolosissimo. Soprattutto aggiungo io perché è pericolosissimo. Ma quella roba lì sono frutto della modernità. Dunque, se sono frutto della modernità, non sono destinati a cadere da soli. Anche questi avranno il loro corso. E bisognerà misurare rispetto a questo se le politiche pubbliche sono adeguate o no a reagire a sufficienza a queste cose. Terza questione. C'è il razzismo alla nostra risaputa, chiamiamolo così. Da quando Corolà aveva comprato una casa su risaputa, questo termine è diventato molto di moda, ma è straordinario se ci pensate. Per il razzismo alla nostra risaputa intendo una cosa, quando facciamo un esempio concreto, quando si dice gli immigrati ci servono per pagare le nostre pensioni, avete presente che a detta di alcuni sembrerebbe tutta sta trovata, dice così la gente si convince. Io considero questo razzismo proprio insaputa, perché come dire, sono talmente in difficoltà che quella cosa ne risolve il problema e siccome risolve il problema allora la prendo che risolve il problema. Come dire, può essere razzista perfino con la giacca e la cravatta. Non c'è bisogno di sporcarsi le mani usando la frusta, La differenza tra razzista e non razzista non è che il non razzista non usa la frusta e il razzista invece sì. Può perfino essere il contrario addirittura. Quindi anche lì dico queste cose per dire attenzione, ci sono delle punte che vengono dall'acqua, ma l'isola che c'è sotto è molto più complicata di quello che appaia, vista da sopra il pelo dell'acqua, molto più complicata. Ecco perché abbiamo bisogno di alimentare, di nutrire queste campagne di tante iniziative che vadano un po' più nel profondo come abbiamo fatto oggi. Poi ci sono gli specifici. Il razzismo in Italia comincia, come è stato detto, molto prima del 1938. Ci sono degli scritti di uno grandissimo critico letterario, noto ai più per il suo pensiero democratico nel dopoguerra, tra l'altro, che trasudano il razzismo negli anni 10 del secolo. Anni 10, 25 anni prima.
in costante collegamento col numero 5 della gerarchia vaticana che si vede delle cose anche peggiori. Cioè abbiamo una storia di quelle ed è un nazismo concentrato